Si te hace falta que te quiera, yo te amo a mi manera, yo lo haré. Buonasera a tutti. Salutiamo tutti i telespettatori di BC TV. Ci scusiamo per questo po' di ritardo, ma non è dovuto a noi, è proprio questo il bello della diretta, quindi ci scusiamo ulteriormente, ma la tecnologia a volte ci lascia un pochettino diciamo così, non parlo, non dico niente di come si chiama, dei nostri tecnici che hanno lavorato sudando le proverbiali 7 camicie per poter iniziare questa diretta di quest'anno. Benvenuti ancora al 54esimo Festival Parrocchiale dei Ragazzi. Concedeteci questo inizio perché era doveroso da parte nostra manifestare quello che tutti quanti sentiamo dentro il nostro cuore. E a proposito di questo, concedeteci solo un altro minuto perché vogliamo partire ricordando un nostro carissimo amico, un amico che ha sempre collaborato con noi, uno che è parte di noi, che era con noi ed è ancora con noi. Questa è Raffaella. 1, 2, 3. Ciao Angelo, divertiti con noi stasera. Bene, a questo punto lo spettacolo va avanti, dobbiamo continuare. Direi regia di mandare avanti la sigla? Ok, partiamo con la sigla. Tutti dicono che l'amore fa braccetto con la follia, ma per una che è già matta tutto questo che vuoi che sia. Tante volte l'incoscienza è la strada della virtù, litigare per amarsi sempre di più. Ma girando la mia terra io mi sono convinta che non c'è odio e non c'è guerra quando a letto l'amore c'è. Com'è bello far l'amore da Trieste in giù, com'è bello far l'amore, io son pronta e tu. Tanti auguri a chi tanti amanti ha, tanti auguri in campagna ed in città. Com'è bello far
da Trieste in giù. Com'è bello far l'amore, io son pronta e tu. Tanti auguri a chi tanti Mattia, tanti auguri in campagna ed in città. Com'è bello far l'amore da Trieste in giù. L'importante è farlo sempre con chi hai voglia tu. E se ti lascia lo sai che si fa. Trovi un altro più bello che problemi non ha. Trovi un altro più bello che problemi non ha. Trovi un altro più bello che problemi non ha. Bene, 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 bene. Con la sigla diamo ufficialmente inizio a questo 54esimo Festival dei ragazzi parrocchiale. E chi meglio di Don Tottoni può aprire? Don Tottoni, la prego dica 2 parole di presentazione. Grazie, Acceso? grazie e buonasera a tutti, a voi amici di Achimus che anche quest'anno con dedizione, con impegno, presumo anche con grandi sacrifici, ecco, ci donate a noi come paese e come comunità parrocchiale questo momento. Davvero grazie di cuore, sia il Signore a rendervi merito. Saluto tutti coloro che sono collegati in questo momento con Vizi TV e quindi ringrazio chiaramente Bustianu per la sua generosa, sempre grande disponibilità. A chi Salvatore ecco, collabora con lui in questo momento e in questi giorni. Vorrei così confidarvi i sentimenti che provo in questo momento. Prima di venire qui ho celebrato messa alla casa di riposo e poi abbiamo anche festeggiato chiaramente il carnevale, normale, però anche i 100 anni di una nostra ospite. Bene. Bello ma bello. E adesso pensavo, vengo qui per parlare a dei ragazzi che con disponibilità e generosità, ecco, hanno con i loro genitori preparato dei filmati perché potessimo davvero, ecco, noi godere di questo 54esimo carnevale parrocchiale dei ragazzi, perché ecco, sono loro i protagonisti. Grazie ai genitori, grazie ai ragazzi. Ecco, in questa unione di piccoli con gli anziani della nostra casa di riposo, ecco, vorrei che sempre pensassimo, ecco, la nostra vita, piccoli e grandi. Ecco, il nostro paese, purtroppo ho toccato anche da alcuni piccoli episodi che ci hanno un po' addolorato. Però ecco, ciò che è bello è che siamo uniti, che stiamo insieme. Ecco, allora, nonostante la pandemia, nonostante ecco, ancora non possiamo ritrovarci qui all'Ariston per il carnevale di presenza, ecco, ci godiamo di ciò che voi bambini ci avete preparato. Grazie di cuore, buon divertimento a tutti. Grazie a lei Don Tottoni. Grazie a voi. Grazie. Grazie sempre delle parole di incoraggiamento che ci fa Don Tottoni. Niente, a questo punto sapete cosa succede? Tutti gli anni, prima mi presento io, che non sono praticamente niente, senza le mie 2 bravissime e bellissime vallette, Tiziana e Marcella. Eccole qua, buonasera, buonasera. Buonasera a tutti, buonasera. Buonasera, guardate come sono finalmente. splendide. Mi sembrate come il vino. Più state invecchiando, più siete belle. Grazie, grazie. Non bonnare Vonasa, non vorrei... Magari non ci offendiamo. Ok, però il paragone con il vino ci sta. Niente, cosa mi dite ragazze quest'anno? Com'è? Questo avete visto, no? Abbiamo avuto qualche problema così con la tecnologia, ma
ci sta, Era ci un scusiamo. satellite che si è spostato. Non ho Il capito satellite, molto. non so, ma vedete succede qualche cosa in questo mondo, qualcosa che forse ha spostato il satellite, qualche piccola esplosione, non so, qualcosa che è sfuggita di mano, qualcuno che russa. Niente, io lascio subito la parola alle mie bravissime vallette perché iniziamo subito con i nostri protagonisti, con i ragazzi, con i bambini e con i filmati che sono stati mandati dalle famiglie. Un complimento intanto a loro, a tutte le famiglie, alle mamme e ai genitori che hanno preparato i bambini. Gli facciamo un bel applauso perché il lavoro, diciamo, grosso quest'anno l'hanno fatto loro. Augurandoci che il prossimo anno siamo tutti in presenza con un salone così grande, bello e pieno di gente. Ok? A voi la parola, a voi il microfono. Grazie Giancarlo. Grazie. Allora, intanto la mancanza del pubblico si sente tantissimo, perché comunque Sì. ci dà una spinta in più. Una spinta e una particolare. carica. Però insomma ci accontentiamo e Immaginiamo tutti davanti a noi. Dai. speriamo di accontentare anche voi. Allora, iniziamo con i primi bambini, le prime esibizioni. Iniziamo con Giovanni Chessa che ci canta. Nanne Dumeu. Giovanni, dove capitane, dove tutto, dove Cotalutu. Cochera, otra parole, dodo, de mattina, e battuto, carino, piccolo, secco, il resto. Con cane nei voti che oh yeah. Oh Giovanni. Complimenti a Giovanni. Anche una piccola filastrocca ci ha raccontato sì. prima. Allora, adesso è il turno della seconda canzone. Eleonora e Maria Giovanna Calvisi che cantano Cane e gatto. All'università perché vuole imparare a lavorare e torna a fare proprio con un grande attore che studia la sua parte da tante ore e gioca con la palla e salta sopra il letto e purifica le scusa e sale in cima al tetto.
E bravissime Eleonora e Maria Giovanna. E adesso continuiamo con il prossimo. Sì. Anzi, è un bel gruppetto. E si presenteranno anche da sole, però intanto li anticipo. Fabiana Gabrielli, Lucia De Murtas, Malena Farina, Iana Farina, Giovanna De Murtas e Sofia Calvisi che cantano Un punto di vista, Strambo. Quando viene sera, ci svegliamo. Non aver paura nella luce scura, se volando noi parliamo. Mambo, dei pipistrelli, noi siamo quelli con il sangue alla testa, quelli con un punto di vista strambo. Siamo come ombrelli neri chiusi appesi al soffitto, zampe in aria e testa di sotto. Provaci un po' anche tu, provaci le gambe in aria, la testa in giù. Dai, provaci un po' anche tu, provaci, prova a cambiare il tuo dritto, punto di vista, mambo. Dei pipistrelli, noi siamo belli, sempre molto eleganti, neri, poi mettiamo anche i ganti quando balliamo il mambo, muovendo passi lenti contro il soffitto, attenti a non finire di sotto. Provaci un po' anche tu, provaci le gambe in aria, la testa in giù. Dai, provaci un po' anche tu, provaci, prova a cambiare il tuo dritto punto di vista e così capirai che il mondo, l'unico tu non sei nel mondo, e il tuo dritto punto di vista è per noi un punto di vista strambo, parecchio strambo, come questo mambo che stai ballando. Che strambo, al rovescio diamo la testa con un altro punto di vista. Ogni notte diamo una festa, tutti pronti a scendere in pista. Dai, aspetta un po' che la notte sia scura, vieni qui da noi, balla senza paura. Su nel cielo salirà con la sua scia, una luna piena cantando allegria. Provaci un po' anche tu, provaci le gambe in aria, la testa in giù. Dai, provaci un po' anche tu, provaci, prova a cambiare il tuo dritto punto di vista e così capirai che in fondo l'unico tu non sei nel mondo, che il tuo dritto punto di vista è per noi un punto di vista strambo, parecchio strambo, come questo mambo che stai ballando. Che strambo! si sente questo, sì. Un gruppo veramente meraviglioso, belle spigliate. Sì, sì, stanno Stanno iniziando, che le hai ha su visto? posto, Marcello? Sì, sì. Sono veramente bravine adesso, stanno facendo delle piccole performance, quindi stiamo andando sempre migliorando. Siamo contenti di questo, perché Sì, anche sì, le bambine pare che sia una cosa che piace. E l'ultimo gruppetto e sono Giuseppina Sanna, Antonia Maria Francesca Pintus, Maria Giovanna Carzedda Pintus, Francesca Pintus Carzedda. Cantano Il gatto e la volpe. Ciao a tutti, io sono Giuseppina Sanna. Io sono Antonia Francesca Maria Pintus Carzedda. Io sono Francesca Pintus. Io sono Maria Giovanna Carzedda. E oggi cantiamo il gatto e la volpe. Quadretta, ma dove corri? Dove vai? Se ci ascolti per un momento cai.
Non piombere a fare, non perdere l'occasione, se no poi che ne pentirai. Non capita tutti i giorni di avere 3 consulenti, 2 minerali e 6 fanno cosa per te. Aspetta, ma dove corri? Dove vai? Che fortuna che hai avuto a incontrare noi. Lui è il gatto e io la volpe, siamo in società. Di noi ti puoi fidare. Di noi ti puoi fidare. Di noi ti puoi fidare. Ciao. Di noi ti puoi fidare. Ah, siamo di nuovo in diretta. È la Siamo foga fatto della prendere dalle canzoni. Sì, Grazie. sì, sì. Questo microfono. Ah. Prova. Sì. Vai. Allora, adesso abbiamo una novità quest'anno. Praticamente abbiamo... acceso. Adesso sì? Perfetto. Allora, abbiamo una novità quest'anno. Abbiamo dei collegamenti esterni. Finalmente, insomma, ci stiamo ampliando, esatto. Un collegamento esterno come quelli di... non mi lamento. come quello di Sanremo. Di Sanremo? Sai, di Sanremo hanno fatto i collegamenti con esterni, quella nave sì. da crociera, che c'era Orietta. Ti Ma ricordi? noi nave non Noi bennamo. siccome navi non ne abbiamo, mare non ne abbiamo e quindi ci accontentiamo nel nostro piccolo di quello che offre, diciamo, il paese. paese. E quindi cosa possiamo cercare? Una cantina? Chentina. Una cantina famosa che abbiamo a Bitti. Non dette sa Chentina Ziutineddu. Cantina su Tineddo. Infatti adesso c'è per noi Giancarlo lì. Direttamente in collegamento. Direttamente in collegamento, quindi diamo la linea dalla cantina Blues. A te Giancarlo. Sì, adesso mi sento, siamo in onda. Buonasera grazie Marcella, grazie Tiziana. Siamo in diretta dalla cantina di Tineddu e Verano. Come potete vedere è una cantina storica, diciamo la possiamo definire una cantina enoculturale, dove è una cantina dove si fa musica, dove si presentano libri, dove si svolgono tantissimi eventi culturali, soprattutto culturali, a sero tardo. Siamo qui con Antonello, Albino e Michele, il padrone della cantina, che ringraziamo per l'ospitalità, e grazie anche all'Esterna 2 di BC TV riusciamo a fare questa diretta appunto da questa cantina. Il gruppo musicale che ci accompagnerà stasera, gentilissimi, sono offerti proprio in occasione di questo carnevale dei ragazzi, ritagliando un po' del loro preziosissimo tempo dagli numerosi impegni e serate che devono fare in questo periodo dopo l'apertura del Covid. Insomma, state lavorando molto, vero? Sì. Anche in Egitto, poi però per la questione di origine abbiamo deciso, come ha creato la scala, abbiamo deciso di rinunciare per solidarietà. Vedete che c'è anche un discorso anche culturale e anche, insomma, c'è qualcosa di fondo in questo gruppo. E niente, ci canteranno stasera un brano eccezionalmente. Che cosa fate, Albino, come primo brano? Facciamo Ciao amore ciao. Ciao amore ciao, un pezzo romanticissimo. Recente, sì, giusto l'ultimo Sanremo mi sembra che non ha cantato questo qui. Come il vino invecchiato. Come invecchiato. Che più invecchia più riposo. Niente, lascio ai Cantinas Blues con Ciao amore ciao. La
bravissimi. Grazie Antonello, grazie Albino, grazie a Michele. Tanto volevo ricordare che Antonello comunque è uno di quelli che negli anni ha partecipato assiduamente al carnevale, al festival parrocchiale dei bambini. Per tantissimi anni è stato uno degli attivisti molto assiduo. Grazie alla sua bravura con la chitarra, con la musica, ha preparato per tantissimi anni i bambini quando cantavano, quando ancora si cantava in presenza. Niente, vi voglio salutare per questa puntata, perché loro adesso tutta la settimana saranno fuori, ma mi hanno promesso che per la prossima domenica dovrebbero rientrare ed eccezionalmente faremo un altro collegamento, se è fattibile, sempre che la nave, il treno e tutti i mezzi che prendete per spostarvi no, lasciamo per cortesia. Ok, niente, io vi saluto per stasera e arriviamo al collegamento di nuovo al Teatro Ariston di Biti. Grazie a voi tutti. Alla prossima domenica. Bravissimi, complimenti e ringraziamo Michele per aver ospitato il nostro inviato nella sua bellissima cantina. Loro sono sempre attivi, si allenano sempre, proprio bravi. E adesso continuiamo con i bambini. Sì, allora, l'altro bambino in gara, Giovanni Castelli, che canta Zorro! Un applauso! Buio com'è, non c'è luna nel stelle, non lo vedi, ma là c'è Zorro. Nessuno mai l'ha visto negli occhi, ma nessuno segno sì, lo conoscono tutti. Zorro, nella testa ti dà paura. Zorro, spade e giustizia sicura. Zorro, col cavallo di notte colpisci. Zorro, nella testa la firma che lasci. Eccolo là, vedi solo un mantello, non mi sbagli, quello è il Zorro. Nessuno mai ha visto negli occhi, ma nessuno sei così, lo conoscono tutti. Zorro, di te che cattiva paura. Zorro, la tua spada è giustizia sicura. Zorro, lo di notte colpisce. Zorro, nella zeta la firma che lascia. Zorro, di te chi è cattiva paura. Bravissimo Giovanni Castelli, un vero performer. Allora, continuiamo con gli altri bambini. Maria Lucia De Logu e Giorgia Bambinu cantano Malibu. Tu non dici mai. Ci piace giocare. Facciamo le marattere quando ci stringiamo, ti stringo la faccia e ti metto la mano sul cuore e sorridiamo quando ti arrabbi, è una cosa dolcissima, siamo vicini,
alla follia, fai quelle tracce e metti il broncio, o senti il trucco, poi sei vista per la bandiera, la di notte e le luci si spengono e poi si bruciano e fanno le scintille, la città tratta, di si tratta, ma che mi fanno quelle figurine, la paranoia, se puoi vedere fare le strette, nelle lancette, siamo su le giostre, stando io che stai giù, mentre guardiamo dall'alto, mezzo continente, se vai ti compro tutta male. Se vuoi ti compro tutta male. Siamo due stelle, guarda tutti, sei ancora piccola se ti imbarazzi quando ti vedo un po' di dialetto, dove ti faccio tanti complimenti, tornami subito, e non mi ricordo, che ci sono e faccio così, quando le rose, non ti piaccio, ora non mi succo, quando mi dici sono imperfetti, 4 di notte, e le luci si spengono, e le ore si crollano, e troppo non si staccano mai, strette, nelle lancette, siamo su le giostre, salgo io che sali più, mentre guardiamo dall'alto, mezzo continente, se vuoi ti compro tutta male. Se vuoi ti compro tutta male. Ci facciamo una mamma, la paranoia, se ti vuoi strette, nelle lancette, siamo su le giostre, salgo io che stai più, mentre guardiamo dall'alto, mezzo continente, se vuoi ti compro tutta male. Se vuoi ti compro tutta male. Se vuoi ti compro tutta male. Bravissime! E brave Maria Lucia e Giorgia. E adesso 3 sorelline, Anna, Chiara e Nora, che si presentano come Zas Kelledasa. ci cantano Zu Disisperatu! Prendi stile di stile, vedo sempre la bumbare, mancuso a carabinieri, tipo tempio di girare, Zenna scritto scalagnato, l'ultimo vedo il Cristo, non rientro tanto in acqua, non sono veri. Coraggio, combatti, brividi per l'asta, tocchi, su primi che si attassa. Coraggio, combatti, brividi per l'asta, tocchi, su primi che si attassa. Pa 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 pa, popoli, ha 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 ha. Oie, ti sei sposato. Quindi una serie bella, quindi un'opera peronato, la giaga casa bancarella, passo scumano, Maria passo scumano, Sobara Castebella, il Sobara Castebella, Isaia con 80 anni, per un caro vergine, coraggio, combatti, giudici per un'asta. Agli tocchi su primi che si attassa, raggi, combatti, giudici per l'asta, agli tocchi su primi che si attassa. Giù coraggio a battere mano,
chissà dove, chi sul letto. Cosa nasci tu brutto? Cosa nasci tu brutto? Ma chi paia su mai? Mi sicuro cana chissà. Ma chissà passare. Coraggio, combatti, giudici per l'asta. Non finto, questo primo questa tassa. Coraggio, combatti, giudici per l'asta. Ma non finto, questo primo questa tassa. Non si può una cappellina, non si può vedere spinta, non ti resta che piccare, la vita immigrare, la vita immigrare, Savanilla e Sicola, Savanilla, Savanilla, Assamore la promore, la promore Deus. Coraggio, combatti, giudici per la Coraggio, combatti, giudici per la Malarucino, tocco questo primo di sta tassa. Coraggio, combatti, su disi sperulassa, magari ultimi in tottus e su primo chissà tas. Coraggio, combatti, su disi sperulassa, magari ultimi in tottus e su primo chissà tassa. Pam panam 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 panam. Degni nipoti di Chelleddo. Chelleddo, ogni anno lo ricordiamo. Allora, gli ultimi bambini del secondo gruppo: Michele Carzedda, Leonardo Carzedda, Gianfranco Carzedda, cantano Boy Band. Buonasera a tutti, io sono Michele Carzedda e ho 8 anni. Buonasera a tutti, io sono Leonardo e ho 5 anni. Io sono Gianfranco Carzedda e ho 7 anni. Oggi canteremo Boy Band. Oh, che vivi di un'estate, occasione addominali e vorrei affrontarmi un po', scatenarmi nei bezdon e nei concentrazione, non ho volontà. Soffro lo stress, io soffro lo stress, costante fuori in forma. Sono in una boy band, sono in una boy band, deve essere un errore. Soffro lo stress, io soffro lo stress, costante fuori in forma. Sono in una boy band, sono in una boy band, deve essere un errore. Di un'estate, prendo il mio colore e dovrei provare un po', scatenare il fisico, espressione da migliorare. La profusione nella volontà. Soffro lo stress, io soffro lo stress, sono stanca e fuori forma. Sono in una boy band,
ci deve essere un errore. Soffro lo stress, io soffro lo stress, sono il basso del boreatore. Sono in una boy band, sono in una boy band, mi deve essere il pudore. Soffro lo stress, io soffro lo stress, sono il grande fuori in forma. Sono in una boy band, sono in una boy band, ci deve essere un errore. Soffro lo stress, io soffro lo stress, non passo il gonfiatore. Sono in una boy band, sono in una boy band, ci deve essere un errore. Bravi, bravi, bravi. Bravissimi questi bambini. Allora ricordiamo che se ci sono ancora, adesso magari qualcuno è venuto anche voglia di cantare, che ci può mandare i filmati entro giovedì per lo spettacolo di domenica. Allora, adesso abbiamo uno sketch, un piccolo sketch dei nostri bravissimi attori che si intitola Zazzucata in Inghilterra. Ciao Frank, vai. E te pare? Bene, tu? Siamo mia, che è una corsettina. Tanto per non mantenere un pacchetto a linea. Alleggerire il paccheggio, non riesco come te. Il mull libero. Abbiamo ricominciato a avere un pacchetto insomma, con gli anni abbiamo stato detto. Che bene iniziare a sa tutto qua. Sa anche di tutto. Sono contento con Tardia, è capitato una cosa curiosa, ma che aveva detto, poi io canto un yuku strano e poi sono viaggio in Inghilterra, una chitta. Sempre sono un portonello, tu. Poi si chiama, ma io canto, poi si mai questa via, poi su questo viaggio in Inghilterra, però noi siamo anche te, come devono andare in Inghilterra, non riesco a dare limba, non riesco a bannare, no, quasi che non biannare. È questo semplice, tu lo sai, tu e basta, che ti ha sparato l'esperta, tranquillo, bene. Commenti. L'esperta era bella bello. Te vai dare bella di lui. E mi comprende. Certo che ti comprende. Ma ti stato io pure. Funziona di gara. Funziona a gara. Ma non ti ricordate che devi stare bene, a bella bello. Funziona. Funziona, ti comprendo. Ma stanno per una mostra mia comunque. Tranquillo, dove è stato? Via. Mi ha trattato voi, mi ha trattato. Grazie su così, Franco. Ciao, buona passeggiata. Buon divertimento. Grazie, lei è un amico. Ciao, arrivederci. Ciao. Oh, come si approva adesso che mi ha mandato Franco? Io si è mandato che commenta a dare in inglese, quindi tu la sai dare a me e abbia perso io. Ma che non l'hai imparato questo inglese? Io non l'ho imparato, però Franco, sei amico mio, su Mastro di Muro. Tu sei vestito stato, mi siamo stati che un chini binni che dies. E ti imparato e mi ha mandato commenti si anche. Quindi tu la sai dare a me. Che io sono preoccupata, manca a mannicare normale. No, chiama, non ti bighino che ne nuda. Io sta tranquillo, che a ti a mannicare, a buona o a mala. E ne si stanno aspettando. Cameriere! Good morning, sir. What do you want to eat? E che errore. Scusate, norvattusu duoso prattoso de maccarronese bagnososo e casososo. Yes. Hai visto? T'ha compreso. Certo che mi ha compreso. Ma Franca è il rione. Bene che dicono che ti no, già non mi hai richiamato unica. Io ti chiamo a sedere. Please. Maccarrone bagnosos e casosos e te vonoso. Pare fatto la sasarda, pare fatto bravo princesa. E già non mi può credere. Sulle costelle non becchere può costare maccarrone. No. Aspetta. No. Cosa buona che è questa? Non imbolicano però.
E un macarrone si cocca bene in vita. Poi che a te, come te lo fa questo il macarrone? Grazie. Amore. Un bello macarrone fatto da panno. Così con su spordicone. E poi, zitiaco gurugliones, canto su sedere mio ti lo sacco. Io dico se macarrone denattica, no? Questo sono macarrone esatto, sannatica. Io macarrone, mi pare che non ne manne cometa, che gli manne careattero. Lasciamo su un corraleddo. Un corraleddo, lo lasciamo. E come te bilunaras? Lasciami. Io sto muta. Camerieri! Please? Sol macarrones ini vonoso. Como norvatus duas bistecas kin verdura. Yes. Custu tinche luleas. Yes. E te creenare yes. Cosa hai solo? L'invisoro che noi sacchiamo finta al denuda. In sestres. Come stiamo a bidere rapezza come in testa in occhio. A vidermi. Please? Grazie. Please. Che bravo che sei. La bistecca in su profumo. Mi pare de porco, itenara. Te sei sporco di porco inglese. Porco inglese. Porco inglese. Secondo me è roba buona, questa l'hanno importata da Sardegna. Sei sicura? Sei sicuro, no, che porco buono, non ben nato. Mi pare che sto un pacco tosta. Pensi, ma porco di Saligina. Ma Saligina porco, la benedetta. E io porco l'ho mancato. Uno nato in famiglia su Carlo. Su porco. Che errore. Antamore che sono nepotese. Zuna plus porco e satiro. Non ne montava maschinocca. Verus. Non capisco spiaggia. Io le ho a capo dei goi. Come li demandiamo si banana? Ma erba mi mangi. Roba è caso dei nocche. Non sia a marzo, mi dà le sischiare. A me non mi piace. Uno cantello delle che è caso dei suoi nocche. La sassamo a bidere servono. Gai. Camerieri. Please? Buona vina sapessa, la verduredda non metta. Come norvatus un bello canto de casu. Su casu l'amor finiu. Ma scusate, vostè, dei non venneste? Deo zonugoresu. E tanno, si se nugoresu. Aite semus a danne in inglesu. Itennisco io, semus tottu noisi. Ade bada sì sa cosa, che si pure il sardo che hanno ermatessi. Viva l'Inghilterra! Ecco perché ti comprendiata. E tu vai fidati di suo amico. Sono scussizzo che ti danno a commentare. No. Tu e misese comprennenne. Tu. Meno male. Allora, adesso è il turno degli ospiti, come ogni anno partecipano degli ospiti d'onore. È il momento di due bellissime e bravissime ragazze che sono Elisa e Nadia che cantano Brave. Controvento. Io non credo nei miracoli, meglio che ti liberi, meglio che ti guardi dentro. Questa vita lascia i lividi, questa mette i brividi, certe volte più un combattimento c'è. Quel vuoto che non sai, che poi non dici mai, che brucia nelle vene come se il mondo è contro te e tu non sai perché. Lo so, me lo ricordo bene, io sono qui per ascoltare un sogno, non parlerò.
se non ne avrai bisogno, ma ci sarò, perché così mi sento accanto a te. Viaggiando contro vento risolverò, magari poco o niente, ma ci sarò. E questo è l'importante, acqua sarò, che spegnerà un momento accanto a te, viaggiando contro vento. Tanto il tempo solo lui lo sa, quando e come finirà la tua sofferenza e il tuo lamento. C'è quel vuoto che non sai, che poi non dici mai, che brucia nelle vene come se il mondo è contro te e tu non sai il perché. Lo so, me lo ricordo bene, io sono qui per ascoltare un sogno, non parlerò, se non ne avrai bisogno, ma ci sarò, perché così mi sento accanto a te, viaggiando contro vento, risolverò, magari poco o niente, ma ci sarò. E questo è l'importante, acqua sarò, che spegnerà un momento accanto a te, viaggiando contro vento, viaggiando contro vento, viaggiando contro vento. Acqua sarò, che spegnerà un momento accanto a te, viaggiando contro vento. Brave, brave, brave. Bravissime, vi siete emozionate? Sì. Brave, vi aspettiamo anche l'anno prossimo, Un applauso ancora! Complimenti! Marcese, abbiamo giunto una occhia gol, lei scrive che è muscolata. Sempre scantando pistata. Che Grazie Nunzia del suggerimento, in Coreai. Allora, adesso siamo di nuovo in collegamento esterno, questa volta proprio... Adesso ci colleghiamo direttamente con il Teatro delle Vittorie per la prima puntata di una competizione canora, Pintos e Lintos, molto particolare. Diamo la linea al nostro inviato speciale. Un Via. applauso! Buonasera a tutti. Buonasera. Un saluto a tutti. Io sono Carlo Contu di Vizzi. Sono emozionato per presentare uno spettacolo che l'abbiamo inventato già a Norfacchete, però purtroppo da che hanno inventato questo entrato a Norvolantes non si spiano e non capiscono queste idee. E pare che l'ha panato pure in continente questo spettacolo in questa forma di voi. Però l'idea vi posso garantire che l'abbiamo su pensata a metà prima noi. Il testo di questo spettacolo si chiama Pintos e Lintos. Pintos e Lintos pruite, che a chi morvidere. Cantantes famosos e poi abbiamo cantantes che provano a imitare i cantantes veros, ma di sicuro sono mezzo sono nostri che non sono di prima. Però anche questa cosa, vamos una giuria che però non l'abbiamo detto a prestare per forza di questo continentale che se l'hanno poi non hanno copiato l'idea e però, visto che non hanno copiato l'idea, siamo aspettati la giuria in cambio e gentilissimo non l'hanno concessa e la presento subito
che beste Giorgio Panariello, buonasera Giorgio. Loretta Goggi, buonasera Loretta. E Cristiano Malgioglio. Ecco la nostra giuria. Bellissimi, famosissimi, espertissimi soprattutto. Ma non queríamos allungare meta, se comprendendo che questo è uno spettacolo che ne fatto in due limbasa, però chi non comprende nessuno sta comprendendo satiro, e chi non comprende nessuno non sta comprendendo neanche satiro. Allora, cominciamo diretto, che sono il primo cantante, te ne nascere, giuria. Iniziamo subito? Li deve dare in italiano che non comprende. Iniziamo subito? Sì, siete pronti? Possiamo iniziare, quando vuoi, siamo quando vogliamo, sì, Malgioglio, sì, Cristiano, sei a posto, sì, che bella. Che bello che sei. Loretta, tutto bene? Benissimo, se ti vedo in grandissima forma. Benissimo. Allora, iniziamo subito con l'imitazione, diciamo, ma intanto vorrei sottolineare una cosa, che per fare questo spettacolo, questo spettacolo, non si può inventare dei gai, ma abbiamo un bellissimo gruppo di truccatori e truccatrici, no? Questo non lavoro di gai a pompiate come ti hanno conciato a me, quindi un applauso a questi truccatori che sono in Palasa, che lavorano, e un applauso lo devo che rispettare fino alla disponibilità di BCTV. Grazie a BCTV, che ho canno pure purtroppo lo carro a seccare, non lo potremo fare in presenza, ma che adesso vedendo non siamo fatti negoi online, ma hanno bene venire da voi, non ci accontentiamo, poi questo diavolo di pestilessa sempre si incatafannare, poi possiamo tornare a fare queste cose in presenza che in tutto canto voi. Cominciamo diretto su chi sono i primi cantantes, anzi, le prime cantantes, quindi Gio Squillo e Sabrina Salerno. Facciamo vedere prima come erano e poi iremo su la nuova imitatrice di Sabrina Salerno e di Gio Squillo. Non ha più valore perché solo i soldi pensa e alla fine mangi mensa pure a fini in gravità da 1,5 milioni a me su e su. Eccoli qua, Sabrina Salerno e Gio Squillo cantavano così negli anni '80. Facciamo entrare subito le nostre Pippi Nedda e Luchi Ansela. Svegli ancora. C'è chi dice che l'amore oggi non ha più valore perché solo i soldi pensa e alla fine mangia in mensa pure a fini in gravità da 1,5 milioni a me su e giù per la città sulla jeep a fare spesa. Attento che cadi, attento che cadi, attento che cadi, attento che cadi. C'è chi dice che l'amore oggi è in trasformazione, pippica mentalità, manager di società. C'è chi segue la mente, poi la meriena, c'è chi muore dall'invidia, chi lavora nei mattini. Ma che vita vuoi? In che mondo sei? Siamo donne, oltre le gambe c'è di più. Donne, un universo immenso in più. C'è chi al mondo è un egoista e chi invece è un pacifista. C'è chi non cresce mai e si trova in mezzo ai guai, che ha la testa sulla luna e poi sfida la fortuna. E c'è chi guarda nel passato e chi invece è già cambiato. Attento che cadi, attento che cadi, attento
Bravissime, bravissime, bravissime. Bravissime. Aspettate qui, vediamo adesso cosa dice la giuria. Giuria, Giorgio, cosa ne pensi di queste due signore? Allora, cosa dire? Diciamo che io di Sabrina Salerno ho un ricordo. Diciamo che non è che proprio mi abbia ricordato Sabrina Salerno. Gio Squillo un po' meno, ma Sabrina Salerno ho un bel ricordo. E non è che proprio mi abbia riempito come mi riempiva Sabrina Salerno. Però, detto questo, trucco e parrucco, più o meno, ci siamo. La voce, sinceramente, devo dire che mi sembrava uno Squillo che arrivava fino a Salerno. Beh. Bravo. Grazie Giorgio. Loretta. Brave, deliziose. Sono entrate perfettamente nella parte. Poi le movenze, le gestualità sono fantastiche. A me sono piaciute molto, mi hanno fatto molto emozionare e andare indietro nel tempo. Chapeau. Grazie Loretta. Cristiano. Che di Cristiano mi sembra che c'è poco stasera. Io ieri sera ero a cena con loro, sia con Sabri che con Giù. Siamo molto amici, siamo. La vostra voce e il vostro fisico non ha età. Avete fatto un ballo spigliato, grazioso e coinvolgente. Ho scritto sia le parole che la coreografia della vostra musica, voi non lo sapete perché siete giovani, Ma una domanda. Oltre le gambe che non avete fatto vedere, cosa avete voi donne di attraente e misterioso? Cristiano, qui intervengo io. Questa domanda. Oltre le gambe c'è di più. Oltre le gambe c'è. Bravo Giorgio, un applauso. La musica. Grazie. La musica è il vostro futuro. Grazie a voi, vi potete accomodare adesso qui. Dovete rischire. Passiamo adesso alla traduzione letterale. Dovete rischire che già premiazione, già che te domenica chiede, ti canno essere con una puntata. Già tenere conto della giuria presente, no? Che poi adesso te le voto che sia che te dai nedda. Poi diamo a Savino chi ingete o canno, forse betta essere vina Sannovas. Forse sì. Seconda cantante in gara. Torniamo in secolo di settembre, dai canna chi ha fritto meta come temporata non è che pruso, ma batto una certa Nada che canta iata ma che freddo fa. Vediamo com'era Nada a quei tempi. Inverno il sole è stanco, a letto presto se ne va, non ce la fa più. La notte adesso scende con le sue mani fredde su di me, ma che freddo fa, basterebbe una carezza per un cuore di ragazza, forse allora sì che t'amerei. Cos'è la vita senza l'amore? È solo un albero che poi non ha più, e senza il vento, un vento freddo. Sì, ecco qua abbiamo visto Nada, era il 1969 e adesso verrà riproposta da Linda.
stanco a letto presto se ne va, non ce la fa più, non ce la fa più. La notte adesso scende con le sue mani fredde su di me, ma che freddo fa, ma che freddo fa. Basterebbe una carezza per un cuore di ragazza, forse allora sì che t'amerei. Cos'è la vita senza l'amore? È solo un albero che foglie non ha più, e senza il vento, un vento freddo, come le foglie le speranze butta giù. Ma questa vita cos'è se manchi tu? Sento una farfalla che sui fiori non vola più, che non vola più, che non vola più. Mi son bruciata al fuoco del tuo grande amore che si è spento già, ma che freddo fa, ma che freddo fa. Tu ragazzo mai delusa, hai rubato dal mio viso quel sorriso che non tornerà. Cos'è la vita senza l'amore? È solo un albero che foglie non ha più, e senza il vento, un vento freddo, come le foglie le speranze butta giù. Ma questa vita cos'è se manchi tu? Che freddo fa, cos'è la vita se manchi tu? Brava Linda, vieni Linda, vieni, che sentiamo adesso la giuria cosa dice. Partiamo adesso da Cristiano Malgioglio. Hai portato una ventata di giovinezza. Trucco e parrucco, bene, va bene. Però forse con qualche lezione di canto puoi migliorare la tua performance. Coglila questa occasione e coltivala. Io ti scritturerò come vocalisti del mio gruppo. Loretta? Allora, Nada ha una particolarità nella voce, un po' scura, tipo quando fa la notte scende con le ali sulle mani, fredde sulle mani, proprio molto scura. Però la canta molto bene, ha un'estensione particolare, l'ha fatta con tanta tranquillità e mi fa molto piacere. Brava. Bravo. Complimenti. Grazie Loretta. Giorgio? Allora, io devo ricredermi, Carlo. Ho avuto modo di vedere Nada alle prove. Sinceramente, come ti avevo anche già detto, probabilmente bastava una parola, nada. Invece devo dire la verità, mi sono ricreduto. Mi è piaciuta. Bene. E allora, diciamo che è mancato un po' nei toni alti. Probabilmente sarà quel famoso vento freddo, oppure è arrivato il marino. Può essere dal marino, può essere. Se la porterà via Marino. Grazie Giorgio, grazie Nada, ti puoi accomodare. E intanto non ha notato, anzi l'ha notato di sicuro, su corretto, che già è apparso già 2 volte, un corretto di peso
è un corretto che è preparatissimo perché ha fatto tantissime prove dietro i cantanti, loro cantano tutte le canzoni, quindi insomma sono dovute preparare molto di più, quindi un applauso anche al corretto. Bene, terza cantante in gara, terza performance come tenore in sardo. Una cantante famosissima, estroversa, un po' rock, un po'... Loredana Bertè. Vediamo un po' com'era Loredana Bertè quando cantava Non sono una signora, 1982. Vediamo Loredana Bertè com'era. Cambiando opinioni è il male del giorno e pochi chilometri a sud del mio ritorno, del mio buongiorno, ma in volo a planare dentro il peggiore motel di questa carrettera, di questa vita balera. È un volo nella vita, non sono una signora, ma una per cui la guerra non è mai finita. Non sono una signora. Loredana. Questi abiti. Non sono una signora, non sono abituata a portarli. Ecco, questa era Loredana Bertè del 1982. Adesso vediamo Tiziana. Gli do una mano perché è un po' ingombrante. Vieni Tiziana. La fretta del cuore è già una novità che dietro un giornale sta cambiando opinioni è il male del giorno e pochi chilometri a sud del mio ritorno, del mio buongiorno, ma in volo a planare dentro il peggiore motel di questa carrettera, di questa vita balera. È un volo a planare per essere ricordati qui, per non saper volare, ma come ricordarlo ora? Non sono una signora, una con tutte stelle nella vita. Non sono una signora, ma una per cui la guerra non è mai finita. Non sono una signora, una con pochi stelle nella vita. Oh no. Che sono una foglia d'argento nata da un albero abbattuto qua e che vorrebbe inseguire il vento ma che non ce la fa. Oh ma che brutta fatica cadere qualche metro in là dalla mia sventura, dalla mia paura. È un volo a planare per essere ricordati qui, per non saper volare, ma come ricordarlo ora? Non sono una signora,
Loredana. Non sono una signora, non sono abituata a portare i tacchi. Standing ovation per Loredana Bertè. Bravissima, bravissima. Giulia, qui non mi vorrei nei vostri panni, anche perché non ci sto. Devo iniziare io? Giorgio? Allora, cosa dire? Loredana Bertè, il trucco e parrucco c'è. Grande presenza scenica, è inutile dirlo. Come direbbe un animale da palcoscenico, come direbbe forse il nostro amico Malgi. Però io vorrei rubare, anche se non sono all'altezza di rubare le parole della nostra amica Loretta, però lei direbbe chapeau, io da buon toscano direi chapeaux. Comunque, bravo. La Bertè è Bertè per me e per tutti. Bravo. Loretta? Allora, devo dire che sei stata davvero brava. La voce sembrava la sua, proprio l'originale di Loredana. E poi complimenti per il vestito, molto molto pomposo. Brava. Grazie Loretta. Grazie. Malgioglio? Sono un po' stanco stasera perché sono rientrato da Cuba dove stavo promuovendo il mio ultimo disco, Todo è amore. Oh, fa piacere. Ha avuto successo, un applauso a Malgioglio. Presumo sia stato un successone. Un successo, adesso devo ritornare nuovamente per proseguire la tournée. Non ho potuto dirti di no. Ti ringrazio Cristiano, sei un amico, sappiamo che quando ti invitiamo sei sempre disponibilissimo, ti ringraziamo per questo, anche perché lo spettacolo merita la tua presenza. Giusto. Sei stata... Anche? Hai fatto un fa diesis maggiore graffiante che era spettacolare. Fa diesis maggiore graffiante. Il cachet è stata la ciliegina. Il casquet, volevi dire il casquet. Giusto. Ah, non il casquet è il casquet, che poi è un casquet dovuto ai tacchi, però ci stava. È cascata. Meno male non si è fatta male, ma... Cascata. Parlerò con il mio agente per portarti con me in tournée a Cuba. Va bene? A Cuba. Beh, vediamo se Renato è d'accordo, perché adesso non può picchiare, ma fra un po' picchia di nuovo. Complimenti. Grazie. Ti puoi accomodare. Remoni sostrastese. Bene, che dire, per stasera terminamos de going. Guardamos appuntamento poi a Domenica Chieniti e vamos a fare una puntata di Pintos e Lintos. Grazie visto la bravura di chi ha interpretato stasera, Domenica deve essere sino a questo livello di narmenzoso. Poi salutiamo tutti, ringraziando la giuria, grazie Giorgio, grazie Loretta, grazie Cristiano, grazie a voi, al pubblico, grazie a BC TV, grazie a tutti quelli che sono collegati per vedere questa trasmissione e a Domenica Chieniti con Pintos e Lintos. Bene. Dopo accurato lavaggio, siamo di nuovo in diretta qui dal Teatro Ariston.
Avete visto la trasmissione, come si è svolta, avete capito come funziona tra la giuria e poi ci sarà il televoto. Adesso speriamo che vengano risolti i problemi tecnici, ma appena riuscite a vedere la trasmissione per intero, soprattutto questa di Pintos e Lintos, vi chiediamo la collaborazione, quindi di votare per favore per questi cantanti che sono esibiti questa sera. Quindi ricordatevi che da quando finisce la trasmissione, che la vedete per intero, avete 10 minuti, diciamo 15 minuti di tempo per votare. Mandate i messaggi a Bizzi TV, che è nell'intasare sul sito. Quindi non precipitatevi tutti insieme, mandate, perché la prossima domenica, quando ci sarà la seconda puntata, avremo pochissimo tempo perché verrà fatto in diretta, sperando di non avere problemi tecnici. Quindi ricordatevi che dovete votare questi 3 cantanti. Mettete pure il nome del cantante o della cantante famosa o dei cantanti che si sono esibiti questa sera e fate un voto a messaggio. Quindi un messaggio, un voto. Poi noi li conteremo, Sibilla Kimber allo scontare, ma ci prenderemo una calcolatrice e poi a fine domenica della puntata di domenica prossima si vedrà chi vince, anche ci sarà la giuria che voterà, ci daranno i loro voti, eccetera. Bene, possiamo andare avanti, ci stiamo avviando quasi alla conclusione, ma non prima di aver visto un altro piccolo sketch che ci dice di stare attenti agli inviti a cena. Erba di casa mia. Sì. Ancora un piccolo problema tecnico, purtroppo stasera siamo un pochettino in difficoltà col satellite, bastante Putin in questo mondo e quindi non lo danno messo bombardato. Vediamo un po' se Salvatore riesce a risolvere il problema velocemente. Se no, Salvatore, vediamo di andare avanti, magari facciamo cantare qualche ospite, però se non c'è la linea è inutile far cantare anche gli ospiti. Comunque vi ricordo sempre, quindi preparatevi quando riuscirete a vedere bene la trasmissione, soprattutto Pintos e Lintos, ricordatevi di essere veloci a dare il vostro voto. Ok? Chissà se va, chissà se va, chissà va, se va, ma sì che va, ma sì che va, ma sì che va, se non va, non va, non va. È una novità, sai cosa me ne importa, che me ne importa a me, per una che va storta una britta c'è. Ma va o non va? Dai, qualcuna dritta andrà Salvatore stasera, cosa dici? Ok, ci siamo Salvatore? Ce la facciamo? Quindi possiamo lanciare lo sketch finale, l'ultimo sketch? Ok, stavo dicendo prima, che poi non so se è stato ripreso, probabilmente no. Adesso vediamo uno sketch che ci dice di stare attenti agli inviti a cena. Erba di casa mia. Ma te le fa che ne? Ma manni cannelle, Antu. Sei Antuni. 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 E te le fa che no? Che bruciato manni canni così. Ma ti è arrivato una bolletta di corrente? Ma ha sequestrato tutto, ma non è sequestrato. Me l'ha portata a spaccare. Come? Ma tu hai preso una bella azienda, Bahia. Bahia. Operaio, macchinario. Tutto si mi ha infrascato. Oh, ma no, non esiste questa cosa. No. Non giù come manco da che me le hanno canto di panne. Molla tutte le sadoma a mannicare. Io non che stas. No, mica mi ha fatto una busta d'erba. Io credo nel museo mio, io sono mio. Sei famiglia pura. Famiglia pura, potrei il fisso. Vai, ma tu che lo sto canto sadoma a mannicare che il suo giardino mi serve a lui. Attenti agli inviti a cena. Gli amici a volte ci invitano e non sempre quello che ci offrono è commestibile. Ci stiamo avviando a conclusione. Alla finale? Ok. Quindi diciamo che possiamo chiudere in bellezza con un ballo
Sì, un bellissimo Dopo. ballo. Ovviamente noi già dall'anno scorso ci siamo specializzati ormai nei balletti, nei musical, e quest'anno non potevamo comunque fare diversamente. Siamo andati avanti a forza di pumatas, antidolorifici, eccetera, ciolanca, sbilenca. Dottor Gibbot. Però ci siamo riusciti. Dopo tantissime prove è venuto fuori qualcosa di per carità. Bene, vediamo adesso l'ultimo balletto e poi ci salutiamo e vi daremo appuntamento per la prossima domenica. Ok? Vai col balletto. Leggeri come una piuma. Insomma, però grazie alla nostra maestra, dobbiamo ringraziare Elisa che ci ha guidati, ci ha bastonati, ci ha sgridati, però a Savina qualche cosa che l'abbiamo scusa. Grazie Elisa. Però i ringraziamenti anche per il trucco, il parrucco, Daniela e Antonella, per
Salvatore alla regia. La regia. Sì. Bustiano, BCTV, che è stato proprio di una pazienza incredibile con noi tutto questo tempo. Bravissimo e grazie del servizio. Noi Ringraziamo per i costumi la anche. pazienza a Bustiano. Sì. Però insomma dai, Binna si metta sta divertendo pazienza. anche lui, sta a una piscina Esatto. sicuro. A stiamo di subito lui dice in parrucca vino 6. Poi Sì, l'amministrazione comunale è sempre vicina a noi, ma anche le parrocchie chiaramente che sono sempre disponibilissime. Don Totoni è venuto per farci il saluto iniziale e niente, ci auguriamo di avervi regalato 10 minuti, i mezz'ora, un'ora costumi di... non li vuoi ringraziare? I costumi? La costumista. Lei costumiste. Lei costumiste, quanto hanno le, faticato? gli, Quanto hanno faticato per riuscire a vestirci, ad agghindarci. Peppina, Giorgetta e tutte noi che ognuno ha pensato al proprio look, perché tutto il lavoro che c'è dietro questo palco è un lavoro di squadra, è un lavoro fatto con serenità, soprattutto con amicizia. Stavo dicendo prima, ci auguriamo di avervi regalato mezz'ora, un'ora di serenità, di allegria, di avervi strappato qualche sorriso, e questo per noi è già un successo. In tempi come questi non è poco. Ce lo auguriamo di cuore, speriamo che riusciate a vedere tutto quanto bene quando lo riproporrà Bustiano, probabilmente risolvendo i problemi tecnici, e comunque per domenica prossima i nostri tecnici sono già al lavoro per riuscire a risolvere questi problemi che ci hanno assillato questa serata. Vi ringraziamo ancora e vi auguriamo una buona serata e mezzola domenica. Arrivederci a tutti. Ciao a tutti, vi aspettiamo domenica. Ciao. Si te hace falta que te quiera, yo te amo a mi manera, yo lo haré. Basta, mi niña, ya no llores, olvida los temores y abrázame. Seré tu ángel guardián, tu mejor compañía, tu más fuerte mi